Questa scelta è maturata in questi ultimi mesi grazie anche al supporto e al sostegno della mia attuale squadra, con la quale mi ripresenterò quasi al completo alle elezioni comunali per Revine Lago l'8 e 9 giugno 2024 per dare concretezza ai progetti messi in cantiere in questi anni, condizionati un po' dalla pandemia, sicuramente da un cambio generazionale dei nostri uffici, 5 pensionamenti, persone che erano già in condivisione con altri enti pubblici. Ci siamo rodati, diciamo così, ovviamente per dare completezza a quanto già avviato abbiamo bisogno della fiducia dei nostri cittadini e per questo ringrazio tutti e mi metterò nuovamente a disposizione del mio territorio e delle mie persone. Ecco, quali sono alcuni punti della vostra progettualità futura? Allora, vi anticipo tre punti del nostro programma elettorale. Uno molto importante, che è l'acquisto dell'ex immobile Riva d'Oro, ormai fatiscente e che non sta più in questo contesto lacustre meraviglioso che abbiamo. Un acquisto per poi eliminare la struttura e inizialmente lasciare verde, quindi aumentare il polmone di verde che c'è nel territorio. Un altro punto importante è il sociale, con il quale ho lavorato personalmente insieme al mio assessore sociale Carpenè Elisa, ma che vogliamo portare avanti perché è un nodo cruciale, è un nodo critico per tutte le amministrazioni nelle proprie comunità e un tema che a malincuore devo dire che è aumentato a causa della pandemia. Le persone più fragili, già in difficoltà, ne risentono ancora oggi. Un terzo punto è la sinergia con i comuni limitrofi per fare rete, per provare a intercettare qualche altro fondo PNRR, visto che devono essere distribuiti ancora dei fondi che non sono ancora stati distribuiti, per creare infrastrutture necessarie e non cattedrali nel deserto, e dare quindi così servizi